Favara rinnova la sua devozione e il legame con la tradizione in occasione delle celebrazioni dedicate a San Giuseppe. Nella serata di ieri Piazza Cavour si è trasformata in un grande spazio di condivisione e fede, accogliendo oltre 2000 persone per le tradizionali tavolate. La giornata si era aperta con le funzioni religiose rivolte alle scuole, mentre in serata l'intera comunità si è raccolta per la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'arciprete Don Nino Gulli alla presenza del sindaco e delle massime autorità cittadine. Un momento di forte spiritualità che ha preceduto la festa popolare nel cuore della città. A seguire una processione con cavalli bardati, banda musicale e gruppo folk. Protagonista assoluta è stata la grande degustazione collettiva organizzata grazie alla collaborazione degli istituti comprensivi Falcone e Borsellino, Brangati, Camilleri, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi, la Proloco, l'Aido, il Lions Club Valle dei Templi. Fondamentale il contributo dell'Istituto Ambrosini King, che ha preparato il piatto simbolo della ricorrenza, ovvero la minestra di San Giuseppe, cucinata in ben 10 callaruna, le tradizionali pentole di grandi dimensioni, dove viene cotta la pasta composta da tante varietà con legumi e verdure. Le tavolate riccamente decorate con immagini del Santo e della Sacra Famiglia hanno ospitato una grande varietà di pietanze timiche. I panificatori locali hanno realizzato i caratteristici pani votivi, tra cui il bastone del Santo Falegname e altre forme simboliche, mentre le famiglie degli alunni hanno contribuito con frittate e dolci della tradizione. L'evento, promosso dal Comitato San Giuseppe, ha rappresentato ancora una volta un momento di forte coesione sociale, capace di unire istituzioni, scuole e cittadini nel segno della condivisione e della solidarietà.